Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 23 novembre Alessandro Tabacco di Codogné nel Trevigiano, un giovane carico di sogni dalle capacità eccelse riconosciute da Luxottica che da 8 mesi l'aveva assunto nella sua direzione amministrativa ad Agordo. Ma in ufficio questa mattina non ci è arrivato. Alessandro è morto nello schianto della sua auto accaduto alle 5:30 all'altezza del villaggio Enel, in località La Stanga, lungo la 203 a Gordina. L'Opel Corsa sulla quale il giovane viaggiava verso il posto di lavoro si è schiantata contro la ringhiera di una casa. L'impatto violento l'ha fatta carambolare sul prato che costeggia la strada. Inutili i soccorsi chiamati da 2 automobilisti che precedevano l'utilitaria del 21enne. Ai sanitari del SUAM non è rimasto che constatare la morte sul colpo di Alessandro Tabacco. Ad originare la tragedia, secondo quanto hanno riferito i testimoni, la manovra tentata dal giovane che ha sterzato per evitare di investire un cervo sbucato d'improvviso in una zona che è tristemente nota per l'attraversamento di animali selvatici. I pompieri arrivati da Agordo hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la salma del 21enne che è stata ricomposta e trasferita all'obitorio del San Martino. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polstrada di Belluno. Alessandro Tabacco era fresco di laurea in economia aziendale conseguita all'Università Ca' Foscari di Venezia dopo aver frequentato il liceo Marconi a Conegliano. Un curriculum brillante quello del 21enne che vantava solide esperienze maturate all'estero. Nella sua pagina di LinkedIn di sé scriveva: alla ricerca di persone uniche e rinnovate occasioni per elevarmi intellettualmente. Il faro della sua vita, un pensiero di Martin Luther King, racchiuso nella copertina del profilo. Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un mondo fantastico. Quel mondo adorato stamattina gli ha chiuso le porte in faccia, consegnando la sua giovane vita a una sorte infausta.